Abbiamo aperto la porta, il cane è uscito e nella frazione di un secondo l'ho sentito piangere, sono corsa verso di lei chiamandola e non ho trovato il cane, ma ho trovato solo del sangue. Già a fine novembre vi avevamo raccontato la storia di Gioia la cagnetta di 6 anni, di Jessica Sattin, che era sparita nel giro di un lampo dal giardino di casa a Baone. Da quel momento sono iniziate le indagini. Questa e altre impronte sono state analizzate dal gruppo Carabinieri Forestali di Padova e dagli esperti della regione, che grazie alle fototrappole hanno documentato la presenza di un lupo nella zona sud dei Colli Euganei. Un esemplare femmina, un animale giovane che si è staccato dal branco e potrebbe avere percorso migliaia di chilometri. Al momento abbiamo la conoscenza della presenza di un solo esemplare, quindi un solo esemplare può essere un animale di dispersione che è uscito da un branco magari limitrofo presente dalla catena alpina piuttosto che da quella appenninica. Da solo il branco non riesce a formarlo. Rassicura la popolazione il comandante del gruppo forestale di Padova. Il lupo non attacca l'uomo, rappresenta però un pericolo in quanto predatore per gli animali domestici come la cagnetta Gioia e per gli allevamenti che vanno sorvegliati soprattutto nelle ore notturne. Il lavoro dei forestali continua. Il nostro compito sarà quello soprattutto di vigilare in quei territori nei quali appunto il lupo ha lasciato le sue tracce. Un rischio sicuramente, ma anche un fattore di arricchimento per la biodiversità nel territorio del Parco Colli. La presenza di un lupo è forse un nuovo elemento di equilibrio naturale per tenere sotto controllo la fauna selvatica, soprattutto i cinghiali.